A distanza di una settimana dalla finale di Champions tra Manchester City e Inter, ricordiamo una pagina inedita della carriera del grande idolo nerazzurro Giuseppe Meazza, che ebbe come teatro proprio Istanbul. Infatti, nella città turca Meazza disputò la sua ultima partita da calciatore il 18 giugno 1949. Ma che ci faceva il grande Pepin Meazza a Istanbul? In realtà egli si era ritirato nel 1947 e aveva intrapreso la carriera di allenatore, ma l'esperienza sulla panchina dell'Inter nel campionato 1947-48 fu un fallimento, culminato con l'esonero. Rimasto senza lavoro, Meazza ricevette un'offerta inaspettata dalla squadra turca del Besiktas. Fu così che, come ricorda lo stesso Meazza, il 18 gennaio 1949, con le lacrime agli occhi, lasciai la mia famiglia e la mia città, direzione Istanbul. L'avventura turca durò soltanto 6 mesi. Come scrisse Gianni Brera, Pepin tornò quasi subito, lamentando la mancanza delle campane del Bitter al Selz, circostanza forse non vera, ma verosimile perché racchiude in una battuta tutta la milanesità di Meazza. Ma prima di lasciare Istanbul, i dirigenti del Besiktas lo ricoprirono di regali e souvenir. Per sdebitarsi, Meazza accettò allora di scendere in campo come giocatore in un amichevole contro l'Austria-Vienna, sabato 18 giugno 1949, davanti a 15.000 spettatori. Il match terminò con la netta vittoria degli austriaci per 3-0, ma ascoltiamo nel ricordo del diretto interessato cosa accadde al 90°. E fu così che a 39 anni mi ritrovai a disputare una vera partita, la mia ultima, al termine della quale Şükrü Gülesin, portiere del Besiktas, e gli altri compagni mi portarono in trionfo. Con questa curiosità storico-calcistica vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, amici del Brugge.